tutti, bentrovati a questa 24esima festa dei fiori di Mogliano. Io vorrei invitare tutte le mamme a raggiungerci qui davanti al palco perché vogliamo estendere a tutte voi i nostri migliori auguri di buona festa della mamma. Innanzitutto voglio ringraziare tutti gli sponsor e le autorità e i partecipanti che con la loro presenza oggi hanno reso possibile la realizzazione della 24esima festa dei fiori. L'associazione in questi anni ci sta chiedendo tanto in termini organizzativi, ma sta anche dando tanto soprattutto per quanto riguarda ciò che offriamo alla città di Mogliano. Non solo per la festa dei fiori oggi, ma anche nelle altre numerose iniziative, prima fra tutte la festa del bambino. Ho perso a riga. Che passo la parola alla nostra vicepresidente Francesca Rossi, un volto giovane che si è posto l'obiettivo di aiutare noi vecchiotti a condurre i lavori dell'associazione, portando così una nuova visione della nostra esperienza. Già l'anno scorso i giovani dell'associazione hanno animato le giornate della festa con il baretto dei Tosi. Il gruppo della Pro Mazzocco che sta dando il massimo. Grazie e basta. Grazie al Presidente Bordini. Allora, dato che l'ha chiamata in causa, la chiamiamo anche direttamente al parlare al microfono, Francesca Rossi, la Vicepresidente, perché insomma qua l'associazione è bravissima a portare avanti da 24 anni questa manifestazione, però abbiamo anche la Nouvelle Vague che deve farne altre 24 adesso, no? Speriamo. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio Renzo appunto per aver anticipato un po' quella che è l'obiettivo dell'associazione, un'associazione composta da persone semplici che lavorano ma che nel proprio tempo libero portano avanti appunto questa idea di volontariato. Come anticipato appunto quest'anno il nostro obiettivo è quello di portare avanti un po' il tema dell'associazionismo e quindi l'idea è quella di attraverso un gioco comunque di gruppo che è, insomma, il gruppo è alla base dell'associazione ovviamente di Mazzocco e le tappe appunto saranno diciamo queste famiglie che ringrazio tantissimo perché si sono dimostrate molto collaborative, quindi Gobbo, Martini, poi c'è Kai Garin, tantissime. Io ringrazio, vorrei fare un applauso a queste famiglie che sono qui, che anche noi stessi abbiamo riscoperto il nostro quartiere attraverso anche il contatto Mogliano, che ho scoperto insomma essere una delle prime associazioni del luogo che hanno fatto sì che si creasse appunto la comunità di Mazzocco e noi ci siamo proprio riscoperti in questo e quindi dalle prime associazioni di un tempo alla nostra e a tutte quelle future insomma. Beh, complimenti alla Pro Mazzocco, veramente un'associazione giovani e meno giovani, però sempre con tante idee, tante iniziative da proporre e penso che la città di Mogliano possa essere orgogliosa di avere un gruppo così. Beh, lo chiediamo direttamente al primo cittadino, allora, il sindaco Carola Arena, mi scusi. Non so se si spiega perché io sono un po' più bassa dei precedenti. Certamente io parto proprio ringraziando l'associazione Pro Mazzocco. Mi piace molto vedere come negli anni, e sono tanti, abbiamo visto che sono ben 24, in cui è stata organizzata questa festa e anche di andare avanti sia proprio quello giusto. Così come credo che si debba andare avanti attraverso una sempre più fattiva collaborazione tra le varie associazioni del territorio, ma soprattutto tra il mondo del volontariato, dell'associazionismo e le istituzioni. Ecco qua, esprimo la più ampia disponibilità a collaborare assieme, quindi a fare un percorso futuro insieme con anche questo mondo nuovo giovanile che si è introdotto anche sempre di più in maniera forte all'interno dell'associazionismo. Ha capito. No, non fraintendiamo, Presidente. Comunque ne approfitto anche per ringraziare le altre autorità che sono qui presenti sul palco, per salutarle in anticipo. Noi andiamo avanti perché cominciamo a entrare nei contenuti insomma di questa manifestazione, una manifestazione dove l'agricoltura ha un ruolo preponderante con una grande
esposizione florovivaistica. Qui abbiamo il vice direttore di Coldiretti Treviso, Francesco Faraoni. Grazie all'associazione di averci invitato e di invitarci tutti gli anni. Per noi è un'occasione assolutamente molto importante per dire due cose sul settore invece specifico della floricoltura, che è ben rappresentato qua. Il fatto che quest'anno sia coincidente con la festa della mamma, che ci sia una giornata così solare, bella, insomma ci fa auspicare che il 2015 sarà un anno buono. Il 2014 non lo è stato moltissimo, anche il 2013, per una serie di coincidenze, per una serie di cose nel settore del florovivaismo. Il clima che non ci vuole bene, voi vi ricordate l'estate dell'anno scorso, insomma non c'era una giornata di sole, vi ricordate poi tutto l'anno 2013, che effettivamente è stato un anno da un punto di vista climatico molto, molto deleterio per le colture agrarie e per la floricoltura in particolare. La provincia di Treviso è una delle prime a livello veneto e italiano come produzioni floricole, che sono assolutamente importanti. È bene che siano riconosciute. La riconoscibilità è un fattore diciamo determinante per l'agricoltura italiana. Noi quest'anno, domani, comincia a Expo la settimana nel Palazzo Coldiretti, la settimana dell'agricoltura veneta, e venerdì ci sarà Treviso. Abbiamo tre denominazioni di origine nel campo del Prosecco, cioè il Prosecco, la DOC. Con i contenuti di questa festa c'è un amico che porta un'iniziativa diventata molto tradizionale. Stiamo parlando dell'associazione Natura a Cavallo e abbiamo qui il suo presidente Italo D'Incarni. Buongiorno a tutti. Un augurio, perché vedo che la giornata è meravigliosa, un augurio per tutte le persone che si stanno adoperando perché questa festa riesca al meglio. Porto i saluti di tutta la mia associazione nazionale e vorrei fare invece un grazie particolare a tutte le mamme e chiedo che sia fatto un grosso applauso, perché senza di loro non saremo sicuramente qua. Tante attività che porta qui in questa festa. Siamo con la dottoressa Paola Zanco, prego. No, sono responsabile del distretto sociale per salute che abbiamo. Benissimo. Allora, buongiorno a tutti, grazie all'associazione, è sempre per me un piacere essere qui, la giornata è stupenda. Sono una professionista della salute perché mi occupo di alimentazione e sono una collaboratrice e faccio parte di una cooperativa sociale che è la Castelmonte. È quello che oggi ritroviamo qua. E quindi cos'è che si è detto? A parte che si è parlato della prevenzione, no? Di quanto importante sia l'alimentazione, che è la mia materia, perché lavoro nel sociale, sono sempre a contatto con tutta la popolazione piccola e grande, e dico solo questo, che tutti noi abbiamo una responsabilità. Io prima come persona, come cittadini, dobbiamo volerci bene, dobbiamo rispettare noi stessi, e rispettare noi stessi vuol dire rispettare il territorio in cui viviamo, coltivarlo bene, amarlo, farlo crescere bene. Questo è quello che posso dire per mantenerci in salute, perché la salute è la cosa più preziosa che tutti noi abbiamo. È che nel rispetto di tutto, nel rispetto dell'amore. E voglio solo concludere con un detto siciliano che hanno detto proprio uno dei relatori ieri a Roma, che diceva così: quando la femmina è felice, tutta la famiglia si arruota. Cosa vuol dire? Che quando la donna, quando la mamma è felice, tutta la famiglia si arruota, cioè si mettono intorno al tavolo, quindi la donna è il caposaldo, quando sta bene, quando è felice, quando è determinata, tutti la seguono. Grazie a tutti e buona giornata. Va bene, allora abbiamo parlato di alimentazione con la dottoressa Zanco, che ringrazio, abbiamo parlato poco fa di agricoltura, quindi di cibo, qualche riferimento è stato già fatto all'Expo, quindi inevitabilmente insomma entriamo nell'attualità nazionale non solo di questi giorni. Expo vuol dire anche turismo e anche queste manifestazioni, perché no, che portano queste grandi iniziative, questi grandi eventi, queste grandi esposizioni, creano turismo. Invito il professor
Tio Grollo dell'Università Ca' Foscari di Venezia raggiungersi sul palco. Io ho buttato là qualche spunto, professore, adesso lascia lei fare un po' una sintesi di tutto. Prego, auguri. Una sintesi è più fresco. Qui invece è caldo. Cibo nel turismo è importante, però Cibo Expo vuol dire, credo, prima di tutto affermare un grande aspetto, un aspetto fondamentale, e cioè che il cibo è vita. E il primo obiettivo che l'Expo si pone è proprio quello di trovare il modo affinché il cibo sia a tutti garantito. Affrontare determinati cibi, percepire il gusto, il sapore di determinati cibi, vuol dire percepire il territorio, la cultura, la storia di un paese. Allora noi identifichiamo particolari cibi con determinati territori, ed è molto importante, per esempio, che qui da noi si identifichi Treviso con il radicchio, Treviso con l'asparago, Treviso con alcuni cibi che appunto caratterizzano per l'appunto il fine inverno, l'inverno, il fine inverno, la primavera. Italiano che esteri anche nel nostro territorio. Da questo punto di vista Mogliano, quest'area, questo territorio ha molto da poter fare, ha una potenzialità che sicuramente dovrà e potrà essere sviluppata a fronte di un impegno importante sia da parte del privato che da parte del pubblico, da parte delle pubbliche amministrazioni. Grazie Lorenzo e anche il vicepresidente per l'invito come sempre a presenziare a questo importante appuntamento primaverile. Ma oggi mi associo a quelli che sono stati tutti gli auguri alle mamme, ma vorrei focalizzare su 2 o 3 mamme, credo che sia importante, mettendo insieme l'associazione Pro Mazzocco e quelle mamme che noi non vediamo perché sono sempre dietro le quinte, che sono nella parte destra del capannone, sono coloro che lavorano, che cucinano, che stanno al caldo e che sono sempre presenti. Grazie a tutte quelle persone che la Pro Mazzocco, che non si vedono ma sono coloro che sono la forza viva di questa associazione. Mi associo a quello che si diceva alle mamme, il grande valore sociale di questa figura, che lavora il doppio dell'uomo, io dico sempre, perché una volta concluso il percorso dell'ufficio, della fabbrica, dell'azienda, ha poi a casa l'aspetto educativo, il lavare, il fare il cibo, ma è un contesto di questo nostro territorio, che negli anni 80-90 verso tanti cittadini. La salubrità, il metodo di coltivazione, il metodo del chilometro zero, il tanto famoso e decantato chilometro zero, dà queste garanzie. Se pensiamo che a Treviso l'agroalimentare, noi abbiamo aziende sull'agroalimentare, non voglio fare marketing o fare pubblicità, ma abbiamo un'azienda qui a Treviso che esporta in 160 paesi del mondo la pasta. Il 98% della propria produzione la esporta a livello mondiale. Arrivano dai mulini le farine in un camion, vengono aspirate da un macchinario, esce il pacchetto già confezionato di pasta. L'uomo non mette più mano. È un aspetto di sicurezza alimentare. 106 prodotti tipici che noi abbiamo qui nella nostra provincia, i più decantati sono ovviamente il Prosecco, il settore del vino, il Raboso del Piave, il Malanotte, il nuovo brand di un vino rosso, ma tutti i formaggi, perché abbiamo una serie certificata a protezione di formaggi, ma abbiamo tutta una serie di formaggi che possiamo competere con entusiasmo. Di montagna che il latte viene direttamente trasformato in formaggio, che non siamo secondi a nessuno. È un grande risultato che noi abbiamo raggiunto e che dobbiamo conservare, perché in questo momento la difficoltà è di conservare queste specificità. Questa è una fiera del florivivaismo, dove anche qua è un settore che ha avuto delle soddisfazioni, sta avendo delle soddisfazioni. Di tanti imprenditori, perché abbiamo visto anche tantissime aziende che mostrano i loro prodotti in un momento difficile. È perché è un territorio che ci crede, è un territorio che vuole proporsi, continuare a proporsi con grande senso civico e con grande richiesta di rispetto della socialità. Abbiamo sentito la cooperativa Castelmonte che ha presenziato il suo lavoro. Io ringrazio anche la banda di Mogliano, perché io giro per tante piazze, no? Per tutte le 95 piazze della provincia di Treviso, però siete splendidi, siete veramente bellissimi con la vostra divisa, ma con la vostra professionalità. Come ringrazio anche Natura Cavallo, perché è sempre bello vedere questi amici sempre presenti, tutte le autorità e forze dell'ordine. Grazie a tutti, buona giornata.
Grazie.